Autonomia, il governo giallorosso con il ministro per il Sud, il Dem Giuseppe Provenzano, fa asse con il suo predecessore pentastellato Barbara Lezzi, boccia l'autonomia chiesta dal Veneto e promuove ancora una volta la richiesta dell'Emilia Romagna. Dura la replica del presidente della regione Veneto Luca Zaia. Il ministro Provenzano ha detto delle cose molto interessanti. La prima, ha sancito che chi ha bloccato l'autonomia è stato il ministro Lezzi. Per la proprietà transitiva, il ministro Lezzi è l'ex ministro dei 5 Stelle, quindi scusatemi, per la proprietà transitiva vuol dire che i 5 Stelle hanno bloccato l'autonomia, come ho sempre sostenuto io, quindi è stato bene staccare la spina. Dall'altro grida vendetta che il ministro Provenzano si preoccupi dell'autonomia del Veneto, ministro del Sud siciliano, è stato peraltro a busta paga come capo segreteria nella giunta Crocetta in Sicilia, nella giunta regionale, quindi un ministro siciliano del Sud che parla male della nostra autonomia. Allora io chiedo ufficialmente al ministro Provenzano: perché la tua Sicilia deve avere l'autonomia e il mio Veneto no? È già la seconda volta che faccio questa domanda, ma evita sempre di rispondere.